Viva Israele! Viva Israele non è solo il titolo del tuo ultimo lavoro, è anche l'appello appassionato che tu lanci in un'opera che in chiave autobiografica fornisce una indicazione. La libertà oggi passa attraverso la difesa di Israele. E Viva Israele per me è un inno alla sacralità della vita, cioè è un valore che precede quello della libertà e che è la garanzia affinché si possa godere della libertà, il diritto alla vita. E ho compreso dalla mia esperienza personale di vita che se si viola la sacralità della vita negando questo diritto a qualcuno, ed è quanto è successo e purtroppo continua a succedere nei confronti di Israele, questa violazione della sacralità della vita finisce per ritorcersi contro tutti. Viva Israele non è un'affermazione politica, non è uno schierarsi a prescindere dai contenuti al fianco della politica dei governi di Israele, è un'affermazione valoriale. Significa che la politica di Israele può essere legittimamente criticata, ma ciò che non può essere messo in discussione è il diritto di Israele ad esistere. Il diritto alla vita di Israele non è un fatto negoziabile su cui si può mercanteggiare. La critica perdurante, costante, a prioristica nei confronti dello Stato di Israele è diventato il modo nuovo di manifestare questo antisemitismo. E spiace dire, perché stiamo parlando in libertà e con grande franchezza, e dobbiamo esserlo, diciamo, a 360 gradi. Spiace dire che ci sono purtroppo anche degli esponenti del mondo intellettuale, accademico, ebraico che si prestano a questo gioco, sottoscrivendo anche loro degli infami appelli o assumendo delle posizioni costantemente critiche nei confronti di Israele, non rendendosi conto che in questo modo si prestano al gioco di quanti negano il diritto di Israele ad esistere. L'equivoco in cui spesso incorre l'Occidente è quello di mettere sullo stesso piano chi predica e pratica il terrorismo e uccide perché disconosce il diritto alla vita altrui, e chi è costretto a usare la forza delle armi di eserciti nazionali legittimi per combattere il terrorismo e per difendere la propria vita. Questo Occidente che è ammalato di relativismo, che è infatuato del politicamente corretto, finisce per mettere tutti sullo stesso piano, per condannare genericamente la violenza, e così facendo mette sullo stesso piano Israele e l'Hezbollah, Israele e Hamas, gli Stati Uniti e un regime nazi-islamico come quello iraniano, Bush e Bin Laden. Vorrei ricordare che dopo il colpo di mano di Hamas a Gaza, che non ha esitato a uccidere i propri fratelli palestinesi per imporre il proprio potere teocratico e assolutista, è stato lo stesso presidente palestinese Abu Mazen a definire un gruppo di terroristi Hamas. Il suo assistente per la sicurezza Mohammed Ahlan l'ha definita una banda di criminali. Quindi non si tratta, come dire, di mettere in discussione quanto dice Daniel Pipes o quanto dice Magdi Allam o altri come dire, intellettuali o giornalisti che operano, diciamo, nell'ambito dello studio delle questioni islamiche, ma sono anche le vittime dirette del terrorismo islamico. I Fratelli Musulmani sono un movimento fascista, sono un movimento che strumentalizza la libertà e la democrazia, così esattamente come fece il fascismo negli anni 30.
per imporre il proprio potere dittatoriale e teocratico. Il regime iraniano è un regime nazista, è un regime che sta perseguendo l'obiettivo di dotarsi della bomba atomica e reitera la volontà di distruggere Israele. L'Occidente oggi sta ricommettendo lo stesso errore commesso negli anni 30 con Hitler. È un Occidente che continua, così come disse all'epoca Winston Churchill, a nutrire il coccodrillo con la speranza di essere mangiato per ultimo. Come le società, le comunità locali oggi devono relazionarsi con l'Islam, che diventa una realtà sempre più presente, e viceversa? Sì. Bisogna individuare gli interlocutori che condividono gli stessi valori, che si considerano parte integrante di una comune civiltà dell'uomo e che vogliono costruire insieme all'Occidente una comune civiltà. Per finire, è nato il bambino che ho detto? È nato gravide, 3 mesi ed è una grande gioia. Colgo l'occasione per farti tantissimi auguri. Grazie per tutto quello che fate. Grazie per tutto quello che fate e auguri di ogni bene.